Nel febbraio di quest'anno ho subito la contaminazione del virus Covid-19. Ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno, sono stato sedato e intubato per una decina di giorni in terapia intensiva. È la testimonianza toccante che Bortolo Mainardi, architetto e noto esponente del mondo politico bellunese, ha inviato all'Ulse Dolomiti, che l'ha diffusa. È il racconto dell'evoluzione del contagio da Covid-19 dopo la terapia intensiva, 3 mesi ulteriori di ricovero attaccato a un respiratore. La statistica mi colloca in quel 30% di sopravvissuti che gode di ottima salute. La stessa buona sorte non è toccata a 3 miei compagni di stanza, anch'essi ricoverati in rianimazione. Uno sopravvive oggi con gravi problemi respiratori. Uno è da 5 mesi ancora all'ospedale e uno è morto in terapia intensiva. Riportato nel reparto di pneumologia, ho avvertito come la paura si è fatta calma piatta e la sensazione chiara di aver trapassato l'infinito e sfiorato l'aldilà. Senti che sei vivo per delle casualità, per delle fruttualità, come nel mito di Edipo. Vivo soprattutto per le cure di eccellenza dei medici e degli infermieri. La scienza mi ha salvato la vita e ha salvato la vita di tanti, afferma Mainardi, che in questo periodo di campagna vaccinale rivolge il suo personale appello ai bellunesi tutti. A quei cittadini che ostinatamente non vogliono vaccinarsi, auguro di non infettare i loro figli e i loro nipoti tanto da doverli poi piangere. Auguro di non conoscere il tempio della terapia intensiva. Auguro nel caso di rientrare nel 30% dei sopravvissuti. Ma soprattutto auguro loro di guadagnare quel tempo per poter con umiltà poi ringraziare la scienza e ad alta voce chiedere scusa a tutti.